Con Veneto Banca ha perso con la sua famiglia quasi 2 milioni di euro, ha perso tutto, anche la speranza di recuperare i suoi soldi e per questo, munito di siringhe e insulina, ha minacciato di uccidersi davanti al direttore generale Cristiano Carrus nel primo pomeriggio di oggi a Signoressa. L'aspirante suicida, questo risparmiatore sessantenne di Montebelluna, Claudio Fagan, già diabetico, voleva iniettarsi una dose letale di insulina. Io mi faccio una puntura di insulina e mi suicido. È salita al quarto piano negli uffici dirigenziali di Veneto Banca e voleva ritirare i suoi soldi, ha detto, voleva i 2 milioni di euro, gliel'avevano garantiti, dicono ai giornalisti. Va bene, lo diciamo, mi aveva promesso che mi dava i soldi, circa 20 giorni fa, un mese fa. Quando è arrivato all'assemblea, se ne è lavato le mani e lui non vuole più ricevere nessuno degli altri. Il dirigente però alla vista del risparmiatore si sarebbe negato dileguandosi, quindi la decisione del sessantenne di farla finita. No, io ho detto che se mi facevano girare le palle, che se non veniva fuori Carrus nel dirmi che così e cos'ha, io avrei potuto prendere anche, come si dice, fare l'insano gesto. A convincerla a desistere i carabinieri. Ironia della sorte, ora il sessantenne rischia anche una denuncia.